a mangiare cose buone a Mamoiada e sono alla fonte sempre qui a San Rosada, che è una bellissima realtà dove io vengo spesso perché conosco il proprietario, mi trovo molto molto bene e quindi è molto suggestivo. D'estate si mangia anche fuori, a Carnevale o comunque nelle feste qui di Mamoiada organizzano gli spiedi di porchetto proprio qui sul piazzale, quindi fanno le bracci, cucinano il porchetto, c'è la mescita ovviamente del vino. La sala è lì dentro e oggi mangiamo cose buone, come sempre. Cominciamo a farci del male, quindi vedete, non so se intuite la pasta di questi formaggi. Voilà, signori, guardate un po' i salumi, cioè questo sì che è prosciutto, ragazzi. Molti non puntano su questa qualità, qui vado proprio sul sicuro e quindi, signori, qui si inizia. Buon appetito a tutti, voilà. È arrivata la lingua, che è ottima, e chi non la conosce non sa cosa si perde, ovviamente, marinata, e delle zucchine con cipolla, che ho già provato qui, erano veramente spaziali, e quindi oggi proseguiamo così. Bene, molto bene. Bocconcini di Casizzolo, che è la provola locale, fritti, cioè questi sono da mangiare caldissimi, voilà. E poi fegatini, signori, fegatini, sempre fritti, servite a cartoccio, la trippa, sua maestà la trippa. Che dire, mangio prima questi caldi ovviamente e poi ripasso su quelli freddi. Buon appetito, signori, voilà. L'acqua migliore della Sardegna, rigorosamente servita soltanto in vetro. Santa Lucia di Bonorva, il massimo veramente. Siccome qui non c'è il manzo, ma c'è semplicemente la vacchetta locale, che è una cosa ben diversa, che nulla ha a che vedere con il fratello maggiore manzo, oggi ne approfitto. Infilo in questa situazione, signori, che dire, mi sembra abbastanza degna. Un spettacolo di profumo. Adesso vi saluto e me la bagno, signori. Vacchetta locale Mamoiadina, voilà. Chiudo definitivamente il chioso con un po' di cinghiale in umido, come avete servito nella sua terrina. Ho chiesto una mini porzione, in realtà non è proprio mini, perché onestamente ho mangiato troppo, quindi oggi niente cena, a letto senza cena. Niente, che dire, che vi devo dire, ragazzi? Cinghiale in umido. Voilà, signori, uno spettacolo davvero.